Il maltempo si scatena sul Vicentino. È mezzanotte quando un cielo denso di nubi scure e carico di elettricità annuncia con i primi lampi l'arrivo di un violento temporale che da lì a poco si scarica con forti tuoni e folate di vento. È l'inizio di un'ondata di maltempo che dura tutta la notte con continui rovesci fino all'alba e poi per tutta la giornata. In particolare il Basso Vicentino viene bombardato all'alba dalla grandine con chicchi grandi come noci che danneggiano parecchie automobili tra Campiglia, Villaga, Nanto e Barbarano. La grandine però dopo i primi danni alle vetture parcheggiate all'aperto si trasforma subito in acqua. Il vento piega qualche pianta, ma il Basso Vicentino non riporta i danni dell'altopiano di Asiago, dove invece si concentrano la maggior parte dei 30 interventi effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per taglio di piante e messa in sicurezza della zona pedemontana. Problemi anche alla stazione di Vicenza per limitazioni alla circolazione dei treni. Alcune piante cadute nel Veronese lungo la linea ferroviaria Milano-Venezia hanno interrotto la tratta tra Brescia e Padova, dove la mole dei passeggeri è altissima. Con la rimozione delle piante il trasporto ferroviario ha ripreso a funzionare durante la mattinata con gravi disagi per chi viaggia. Le previsioni meteorologiche indicano rovesce temporali anche di forte intensità fino alla mezzanotte.